sono Fabrizio e queste sono le notizie della Regione Liguria. Via libera uno stanziamento da oltre 26 milioni e 867 mila euro del Fondo Strategico Regionale dedicato agli investimenti pubblici su tutto il territorio. Le risorse andranno a finanziare 84 interventi distribuiti da Ponente a Levante in diversi settori, dalla rigenerazione urbana all'edilizia scolastica e universitaria, dalle infrastrutture alla sicurezza urbana fino alla cultura, all'entroterra e alla sanità. Grande partecipazione all'ospedale Villa Scassi di Genova per il secondo appuntamento di Uomo in Salute Open Weekend 2026, l'iniziativa dedicata alla prevenzione urologica maschile. Nel fine settimana appena trascorso sono stati registrati 275 accessi complessivi. I prossimi weekend, all'insegna della diagnosi precoce e della prevenzione, coinvolgeranno l'ospedale Galliera e l'Evangelico. Grande successo per il concorso Mieli dei Parchi della Liguria, che ha visto più di 80 mieli premiati nella cerimonia conclusiva svoltasi ieri a Sassello. Ogni vasetto premiato rappresenta uno straordinario mosaico di biodiversità, identità territoriale e qualità produttiva del territorio ligure e la qualità del suo settore apistico. Regione Liguria ha prorogato fino al 30 maggio il termine per presentare le domande per il bando FEAMPA 2021-2027, che riguarda investimenti strategici nei porti di pesca, negli approdi e nei luoghi di sbarco della Liguria, per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le qualità delle produzioni ittiche. Tutte le informazioni sul sito di Regione Liguria. Una settimana all'insegna della creatività è in arrivo nel Levante. Fino al 26 aprile spazio al Tiguglio Design District, la manifestazione internazionale dedicata al design che quest'anno giunge alla sua quinta edizione. Un'opportunità per conoscere tutte le nuove tendenze nel campo della cultura, del lifestyle, dell'innovazione e, ovviamente, del design, in Liguria e non solo. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.